Ciao ragazzi e bentornati sul canale delle Test Endure MTB Team. Oggi ci troviamo sull'altopiano della Capra Zoppa a cavallo tra i comprensori della finale Outdoor Region e Pietra Ligure. Vi portiamo con noi a cavalcare su e giù per i sentieri tra affioramenti di roccia lavica e flow stellare. Entriamo in azione. Iniziamo con una bella partenza tecnica sul trail X-Men, sentiero spettacolare, tra l'altro rilavorato recentemente dalla mitica Squadra 101. Chiaffanghettino bastardo. Grande! Grande, si evita la pozza. Vai, 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 vai. Dritto. Vai zio, credici!
Oggi X-Men col buon Ivan davanti l'abbiamo promosso a capofila e gli stiamo facendo effetto pressa. Porca Eva, che spettacolo! Buon dei trail. Punto tecnico, roccettine. Vai zio, credici! Voilà! Sentiero con affioramenti di roccia lavica calcarea, bellissimo. In questo altopiano con delle caratteristiche quasi uniche qua nella finale Outdoor Region, molto simili alla zona di Cucco e delle palestre di roccia. Passaggio hard qui con una chicane in discesa. Buona cacata, ti dà l'idea di essere più scivoloso. Che sei buttato, Il bronzo ringrazia. Mario, se vuoi passare basta, vai tranquillo. Se no per 10 secondi poi va di ansia. Ecco zio. Vedi dove
Ultima parte del Bondi Alto. Qui stiamo andando verso la piazza dei Carrimatti sotto la chiesa di Verezzi. Vai, scendi! Piazzale Carrimatti. Bondi 3, seconda parte, sempre Ivan ad aprire le danze, variante Parsifal. Gomito per i riders. Bene. Vai, 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 bravo. Sinistra, bene, proprio qua, bene, erano queste quelle bastarde, eh? Il lepeghino del Bondi Trail parte 2.
a breve sulla sinistra. Funghi arancioni per noi che contornano il sentiero. Vai, credici fino in fondo. Vai, 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 vai. Se. Catarioma, grande. Catarioma. Vai, vai, poi te lo dico io quando c'è. Vai, belva. Sì, no, è il prossima. Mi sembrava questa, scusa. Era uno scolo quello. Non riesci a andare allo scolo dell'acqua? Aia. Non ti sedere. Vai, credici. Non c'è la roccia, è flow. Oh, che anticipo! Boom! Allora, vi ho portato alla splendida area picnic del Monte Grosso, che è un posto incantato dove abbiamo fatto pausa pranzo con i miei soci, e adesso scendiamo giù per dei trail fotonici, sede di competizioni internazionali come la Enduro World Series e anche quella elettrica. E iniziamo con il mio sentiero preferito, che è il Cuore di Cervo, che non può essere raidato altro se non da la Cervona. Venite con noi. Sentiero nero che è veramente fatto bene perché mantiene una discesa costante, meglio dello spillover che ha comunque sempre rilanci, e ha una bella difficoltà però non eccessiva, quindi io lo adoro. Questa è una piccola parte, diciamo, di trasferimento che dall'area picnic ci porta. Anche qui terreno ottimo perché, come vedete, siamo in una bassa macchia con molta pineta,
quindi il terreno è arido, drena bene anche dei periodi piovosi. E iniziamo. Boom, cuore di cervo. Spettacolare, oggi c'è un grip fotonico. Gran ripidone. Ciao. Che botta di adrenalina. Ciao. Mamma mia, questi non c'erano l'ultima volta. Canina un po' scavata.
dire, ah yeah! Ok ragazzi, siamo sulla vetta del Monte Grosso e ci prepariamo a scendere per la discesa numero 4. Spillover! E andiamo. Siamo nel cuore della Pietra Ligure Outdoor, sentiero iconico, molto flow, preparato con tanti tornantini, da stare un pelino attenti perché ci sono delle parti esposte, ma niente di troppo difficile.
e giù per la parte arida dei sugheri, ex sugheri. Wow, a destra conclusione, qua bella rocciata. Wow, discesa comunque fisica, impegnativa, perché c'è pieno di saliscendi e risalitine, con qualche tratto un pelino esposto che insomma mi mette un po' di soggezione, però tutto sommato si fa. Ok, ultima discesa di giornata, acquedotto, sentiero molto tecnico, panoramico su Pietra Ligure, rocce a nastro. Per chi ama i sentieri croccanti, qui si crocca alla grande.
grande taglio. Bella. Donna. Boom. Ah yeah! Voilà, questo è il classico trail anti-poser, perché tutti i poser da flow se lo fanno a piotte. Conclusione, belli cotti su ruote di pietra, last part. Sentiero spazzolato rispetto all'acquedotto, te lo godi un po' di più. Alle teste è tutto. Seguiteci sulla pagina Facebook Test Endure MTB Team, e per il resto che dire ragazzi, ah yeah!